Mandi, care aquile, mandi a tutti, eccoci qua per una nuova diretta. Ehm, Siamo a giugno non possiamo dimenticare il beato Bertrando, patriarca di Aquileia, e la sua ricorrenza. Si tratta di una delle personalità più rappresentative non solamente per quanto riguarda la storia della Chiesa di Aquileia, ma anche per quanto riguarda il Friuli e il suo tradizionale ducato, che dopo quello longobardo è stato quello patriarcale. Quindi anche dal punto di vista civile è un personaggio che non possiamo dimenticare, il beato Bertrando di Saint-Genier, perché insomma ha segnato il 300 insomma anche l'autonomia friulana e la storia del Friuli. Dal punto di vista non solamente ecclesiastico, ma ripeto anche dal punto di vista politico, insomma, è uno dei più grandi capi di Stato del patriarcato aquileiese, una delle massime espressioni storiche della individualità e della specificità del Friuli. Era di origini diciamo occitane, veniva dall'Aquitania, dall'attuale sud della Francia, attualmente minorizzato, parlava la Languedoc, veniva appunto dalla lingua d'Oca, da Tolosa, dalla zona di Tolosa, dal Quercy, e si ricorda anzitutto come ecclesiastico, come sacerdote, come vescovo, personalità di spicco presso la curia papale avignonese, e poi come patriarca di Aquileia a partire dal 1334 fino al 6 giugno del 1350, data della tragica morte violenta in un attentato ordito da una congiura di nobili locali per motivi politici, come è noto. Dal punto di vista ecclesiastico è una grande personalità molto vicina al Papa, che è sicuramente catalogabile tra i patriarchi guelfi, è molto vicino a Giovanni XXII che lo nomina, ma dimostra successivamente una certa autonomia rispetto ai successivi papi avignonesi all'epoca. Diciamo che segna la sua nomina l'importanza internazionale, potremmo dire, del patriarcato aquileiese e del ducato friulano, perché dopo il predecessore pagano della Torre II viene scelto un francese anche per corrispondere all'egemonia allora insomma dominante a livello europeo. Il suo successore invece sarà di nuovo un patriarca di area germanica, Niccolò di Lussemburgo, fratellastro dell'imperatore Carlo IV. E, sicuramente come dire, si situa la figura del Bertrando in una epoca non più fiorente, non è sicuramente l'epoca d'oro del patriarcato del 200 con i patriarchi ghibellini spiccatamente tedeschi o comunque mitteleuropei, germanici, molto legati all'impero, quando come dire, lo Stato patriarcale raggiunge
la sua massima espansione anche territoriale, ma la figura del Beato Bertrando è ugualmente importante perché segna comunque un recupero della dignità del patriarcato, non solamente dal punto di vista ecclesiastico, ma anche dal punto di vista politico nel 300. Quando inizierà la crisi che un altro successore, il patriarca Marquardo von Rantek, autore delle famose Costituzioni della Patria del Friuli, cercherà ugualmente di arginare. Ecco, sono queste figure che meritano la massima valorizzazione anche in considerazione della difficoltà anche politica, diciamo, del momento, insomma, dell'epoca trecentesca nella quale si trovarono ad operare, attorniati da numerosi nemici, sia esterni sia interni. Dal punto di vista ecclesiastico ricordiamo i concili provinciali per i vescovi suffraganei, il sinodo dell'immensa diocesi metropolitana aquileiese per il clero locale del territorio metropolitano, la fondazione delle foranie, l'organizzazione delle pievi come chiese di riferimento territoriale, capillare per tutta la chiesa locale di Aquileia. Ecco, il Beato Bertrando è l'inventore delle foranie che un tempo erano molto più piccole rispetto a quelle attuali dal punto di vista geografico, perché l'intenzione era quella di raggiungere attraverso i pievani, attraverso questi vicari, questi referenti territoriali, agli angoli più remoti dell'immensa diocesi patriarcale. È sicuramente una chiesa molto vicina al popolo e è sicuramente auspicabile che l'esempio di questo beato possa ispirare anche la Chiesa di oggi analoga attenzione per il popolo friulano, che, faccio solo un esempio, da anni e anni, decenni ormai, attende l'approvazione di un messale romano tradotto dal latino in lingua friulana, in relazione al quale mi sento di lanciare un appello perché davvero questi ritardi non hanno alcuna giustificazione di alcun tipo, perché insomma, o si ritorna al latino oppure non si comprende per quale motivo anche la lingua friulana non possa godere del posto che naturalmente le spetta anche nella liturgia. Non si vede per quale motivo la Chiesa debba cedere alle pressioni politiche dello Stato per tramutarsi in una sorta di agenzia di italianizzazione del popolo friulano. Per cui è assolutamente importante insistere per come dire, ottenere l'approvazione di un libro liturgico che è imposta sostanzialmente dal diritto naturale, almeno fino a che la Chiesa postconciliare non ritornerà al latino, fermo restando che comunque, quando anche si ritornasse agli antichi riti, rimarrebbe comunque analogo problema per quanto riguarda le omelie, che sono state vincolate alla lingua ufficiale dello Stato dai tempi della Prima Guerra Mondiale e dell'avvento della dittatura fascista, con conseguente divieto ecclesiastico, in realtà infondato, stando ai canoni del Concilio di Trento, per il divieto, insomma, di utilizzo delle lingue diverse da quello ufficiale, sostanzialmente.
Questa grande figura è ricordata anche come professore universitario, perché prima di intraprendere la carriera ecclesiastica era giurista, laureato in utroque, come si diceva all'epoca, cioè perito sia nel diritto ecclesiastico, sia nel diritto canonico, sia in quello civile, e insegnava presso l'Università di Tolosa. Non certo a caso, quando arriva in Friuli, cerca subito di favorire la cultura, promuovendo lo sviluppo dello studium patriarcale, lo studium generale di Cividale, sostanzialmente la prima università friulana. Del resto, l'aquilotto patriarcale del Beato Bertrando lo ritroviamo giustamente anche nello stemma dell'Università del Friuli di Uniud. È una figura importante anche dal punto di vista politico, quella del Beato Bertrando. Ricordiamo solo il suo impegno a livello diplomatico, perché fu nunzio per conto della Santa Sede da Napoli alla Mitteleuropa fino in Ungheria durante il suo lungo patriarcato aquileiese, a dimostrazione di quella che fu l'importanza, oserei dire, internazionale del Ducato friulano dell'epoca, capace di porsi al centro dell'Europa, come dire, valorizzando anche la sua collocazione geografica strategica per promuovere la pace e il dialogo tra tutti i popoli di un continente allora fondato sulle comuni radici cristiane. Ecco, quindi è una figura nella quale la dimensione spirituale e la dimensione temporale, la dimensione ecclesiastica e quella politica si fondono, perché non fu solamente vescovo e patriarca, ma anche principe. Ricordiamo le sue riforme molto importanti anche a livello politico in Friuli, tutte tese a favorire la difesa dei diritti della Chiesa aquileiese, anche dal punto di vista temporale, poiché lo Stato ecclesiastico era considerata una res ecclesiae da difendere. Tutte tese alla protezione dei deboli, dei poveri, contro i soprusi dei potenti, tutte tese al ripristino dell'ordine e del diritto. Ecco, quindi degnamente portò sia il pastorale sia la spada il Beato Bertrando, tentando di, come dire, riaffermare i diritti dello Stato friulano, del quale era anche principe, vertice, insomma, pur governando comunque nel rispetto del Parlamento, che nel 300, insomma, vede il suo più largo sviluppo. Ecco. Quindi tenendo comunque in considerazione tutte le altre articolazioni politiche, territoriali, estese non solamente al clero e ai nobili, ma anche alle autonomie locali. Perché il Parlamento aveva poteri generali ed era allargato anche ai comuni, quindi a tutto il territorio friulano, e si trattava di una istituzione molto avanzata per l'epoca. E, ecco, nonostante tutto questo, purtroppo il Friuli, il Beato Bertrando lo uccide. E alla fine lo rifiuta,
lo rifiuta, almeno in parte, insomma. Il patriarca Bertrando cade vittima di quelle che sono le divisioni interne al Friuli. Da una parte Cividale, la vecchia capitale dell'antico ducato longobardo, che intende conservare le sue prerogative, contrapponendosi al progetto di trasferimento della capitale a Udine per ragioni più che altro logistiche, per, come dire, stabilire un punto di convergenza che sia baricentrico rispetto al territorio del Friuli. Dall'altra parte Spilimbergo, simbolo di una nobiltà friulana gelosa dei suoi privilegi, eh, col conte locale che cerca in ogni caso di ritagliarsi un orticello, no? E di impedire allo Stato patriarcale di assumere troppo potere. E un altro conte, quello di Gorizia, costituisce un problema ancora più grande per il governo patriarcale, formalmente delegato a quello che era l'avvocato del patriarca, che oramai era figura ereditariamente, insomma, assunta dai conti di Gorizia, i quali tuttavia nel contempo cercavano di costruirsi uno Stato nello Stato per sostanzialmente tagliare fuori i patriarchi da qualsiasi ingerenza rispetto al Friuli orientale. E questo è sostanzialmente il quadro della congiura che portò alla morte violenta di questa vittima di quelle che già allora erano le divisioni friulane, divisioni che il Friuli pagherà a caro prezzo nei secoli successivi. Tra l'altro, Venezia conquista Udine, entra a Udine proprio il 6 giugno del 1420 e questa coincidenza con la memoria liturgica dell'assassino del Beato Bertrando viene strumentalizzata dai veneziani per propagandare un'asserita approvazione dall'alto, come dire, della loro conquista armata e dell'avvicendamento di una nuova sovranità sul Friuli centro-occidentale, che poi nel 1500 verrà definitivamente spartito con gli Asburgo lungo il vecchio confine che durerà fino alla Prima Guerra Mondiale. E ricordiamo velocemente anche tutti quelli che sono i luoghi di venerazione di questo beato, per tornare un po' anche alla dimensione spirituale ed ecclesiastica, non solamente politica di questa figura, che unisce praticamente tutto il Friuli. Vi sono dappertutto tracce del suo lungo e fruttuoso, comunque fruttuoso governo, ad esempio a Sacile o a Venzone, perché si tratta di due sue creature sostanzialmente, sono città che molto devono a questa figura, sono state praticamente fortificate e ampliate e rafforzate dal governo del Beato Bertrando, vista anche la loro collocazione strategica o sul confine della Livenza o diciamo per il controllo dei commerci con il mondo germanico. E, pensiamo anche alla diocesi di Concordia. La diocesi di Concordia conserva il luogo della morte del Beato nelle praterie della Richinvelda, a San Giorgio della Richinvelda, presso la chiesetta di San Nicolò, diciamo sulle praterie della Richinvelda che il Beato volle attraversare noncurante dei rischi rientrando da Sacile verso Udine nei pressi
di un guado sul fiume Tagliamento, ecco, il luogo dell'agguato, il luogo della morte del Beato Bertrando, ovviamente, insomma, ha visto nascere una particolare devozione nei confronti della sua figura, che è particolarmente venerata sul posto, ma in tutta la diocesi di Concordia, nel Friuli occidentale. Ricordiamo anche il Friuli orientale, perché nonostante i frequenti e gravi dissidi con il conte di Gorizia, diciamo, il Friuli orientale goriziano è sempre stato parte integrante della diocesi metropolitana patriarcale, è sempre stato fino al 1751 territorio metropolitano aquileiese e nonostante il famoso assedio goriziano interrotto a Natale per dire la messa con l'armatura, ecco, nonostante questi burrascosi trascorsi, la figura del Beato Bertrando è venerata in tutto il Friuli e anche nell'attuale arcidiocesi di Gorizia, in quanto predecessore dei locali arcivescovi. Ma non dimentichiamo anche Udine. Udine che ultimamente organizza celebrazioni dedicate al Beato Bertrando, quale compatrono cittadino, in una salsa più bianco-nera che giallo-blu in realtà, ma che in ogni caso, insomma, al di là insomma, delle iniziative insomma, di commemorazione che insomma, sono discutibili come tutte le cose umane, non si può non citare quale luogo della solenne sepoltura che il Beato ha ricevuto a seguito della spontanea venerazione da parte soprattutto degli udinesi, ma direi anche di tutto il popolo friulano, non solamente insomma, grazie anche al predecessore, al successore, scusate, al suo successore Niccolò di Lussemburgo, che fu anche il suo vendicatore, ma direi a seguito di una canonizzazione, direi a furor di popolo, che vide la solenne sepoltura del Beato presso l'arca dei patroni aquileiesi e attualmente presso uno degli altari laterali dell'attuale chiesa metropolitana di Udine, ovvero sia del Duomo cittadino consacrato proprio dal Beato Bertrando, quale diciamo prima consacrazione della cattedrale patriarcale udinese a seguito del trasferimento della capitale sia politica sia della sede ecclesiastica, ecco, a Udine. Insomma, tutte queste contrapposizioni, anche territoriali, ci portano, per concludere, a parlare di quelle che sono le contrapposizioni, le divisioni a cui abbiamo già accennato e del problema delle discussioni relative al capoluogo del nostro Friuli. Quella del capoluogo è una questione sicuramente discutibile, che nella storia ha ricevuto diverse soluzioni, è quindi una questione ancora aperta, anche se a mio modo di vedere risente più che altro di un'impostazione italica che vede la città prevalere sul suo contado. In realtà il Friuli è un mosaico complesso, da sempre pluricentrico,
che vede una distribuzione di popolazione soprattutto rurale, fatta di piccoli centri, tutti gelosi della loro identità, che insomma mal si adatta a recepire questi concetti napoleonici e poi italiani, che vedono, come dire, il centro più grosso far da riferimento per tutto un territorio. Ecco. Le radici friulane più autentiche stanno in campagna o in montagna, comunque sul territorio, in periferia, ecco, nei piccoli paesi. La civiltà friulana è paesana. Ehm, Bisogna ricordarsi di questi elementi antropologici che sono caratteristici del nostro popolo friulano. In ogni caso, l'attuale ordinamento, anche pubblicistico, e anche regionale e locale, richiede la soluzione di questo problema finché il Friuli rimarrà inserito, diciamo, nell'ambito geopolitico dell'ordinamento italiano, che è impostato in maniera giacobina sostanzialmente, anche nelle sue articolazioni locali. Per cui questo è un problema molto sentito, che dimostra come sia difficile conciliare la realtà friulana con quella italica. Sicuramente il capoluogo ideale per il Friuli non può essere Trieste, questo va detto molto chiaramente. Si tratta di una città eccentrica, aliena, ostile, imposta artificiosamente dall'alto, autoritativamente, che nella storia ha dimostrato di essere il principale ostacolo alla ricomposizione di una unità friulana, anche perché propugna l'unità regionale, la cosiddetta unità di questa regione, in realtà quantomeno duale, per difendere i propri privilegi, anzitutto finanziari. Esistono delle soluzioni che definirei storiche. Ad esempio, penso alla città di Aquileia, che è sicuramente la capitale spirituale e morale del Friuli, ma anche la già citata Cividale, insomma, ha sicuramente un ruolo importante, ecco, dal punto di vista politico, in quanto antica capitale ducale. E non a caso in questi due centri avvenivano le due investiture patriarcali, una politica a Cividale, l'altra spirituale ad Aquileia, da parte rispettivamente dell'imperatore e della Santa Sede. E poi ovviamente sul campo, sul terreno, vi sono le soluzioni più recenti, e penso alle tre aree oramai ex provinciali, perché secondo l'esclusiva convenienza triestina ormai le vecchie province ordinarie sono state totalmente soppresse dalla legge costituzionale 1 del 2016 nell'ambito di questo statuto speciale. Quindi siamo sostanzialmente diventati una grande Valle d'Aosta con due soli livelli di governo, regionale e locale, da una parte la regione autonoma, dall'altra i comuni, senza più le province, con la regione che ha assorbito tutto o quasi tutto, creando anche particolari problemi sui territori più periferici, penso a Pordenone o alla montagna, al Friuli occidentale, ma non solo, le aree più spopolate, in crisi,
Peccato che non abbiamo una situazione geopolitica analoga a quella della Valle d'Aosta, perché il nostro capoluogo regionale si trova nell'angolino in basso a destra. E quindi inevitabilmente, nonostante le soppressioni delle vecchie aree provinciali, non possiamo non pensare a Gorizia come riferimento per il Friuli orientale goriziano, a Pordenone per il Friuli occidentale, Concordiese, e a Udine per il Friuli centrale, con insomma le varie controversie già risolte da un referendum popolare diretto nel 2004, se ricordo bene, in relazione alle questioni relative alla montagna. Ora, bisogna iniziare a pensare a qualche soluzione per armonizzare tutte queste diverse realtà, per rappresentarle in maniera quanto più possibile articolata e ripartita, senza cadere nel tipico accentramento caratteristico di quella che è l'attuale amministrazione regionale triestinocentrica. E è una soluzione particolarmente complessa e difficile. Si può pensare a una ripartizione degli organi e delle competenze di un ente rappresentativo friulano, del quale, friulano e solo friulano, del quale si sente davvero la mancanza. Anche quale forma istituzionale, geopolitica, territoriale di contrappeso rispetto allo strapotere triestino, che insomma, egemonizzando il capoluogo regionale, finisce per assorbire tra l'altro la stragrande maggioranza delle risorse regionali. Si può pensare a una soluzione che tenga conto di tutte queste diverse realtà, ad esempio ripartendo organi e competenze sul territorio tra i vari centri. Penso a una funzione rappresentativa per Udine, sede dello storico Parlamento che venne soppresso solamente da Napoleone. Penso a una funzione amministrativa ed esecutiva concentrata a Pordenone, ad esempio, il cui territorio nel Friuli occidentale è molto vivo anche dal punto di vista economico. Penso a una funzione rappresentativa che spetterebbe a Gorizia, la quale anche dopo la recente assegnazione del ruolo di capitale europea della cultura, insomma, vedo molto più propensa ai rapporti anche internazionali transfrontalieri. Ecco, quindi volendo, perché è solo una questione di volontà politica, è possibile trovare un equo compromesso e un accordo che riesca a ricomporre il mosaico friulano in una armonica unità, sia pur in considerazione di tutte le diversità che nei secoli hanno segnato quella che purtroppo è stata una grave frammentazione dell'unità friulana. Ritengo tuttavia che per giungere insomma, a tali obiettivi sia imprescindibile escludere ogni influenza interna ed esterna ostile, poiché
Sicuramente Trieste gioca sul divide et impera per conservare la propria egemonia su tutta la regione, all'esterno i nostri grandi e potenti vicini veneti non vedrebbero l'ora di ridurci alla totale irrilevanza politica nel caso si rientri in una risistemazione territoriale geopolitica di stampo serenissimo. Ecco, quindi sono problemi grandi, sono problemi che comunque vanno risolti. Cercheremo di farlo se tutti i friulani, indipendentemente anche dalla loro provenienza territoriale, dall'Ivenza al Timavo ci daranno sostegno e porteranno il loro contributo a una realtà come quella delle Aquile, come quella di Aquila del Friuli, Aquile del Friuli, friulana e solo friulana. In conclusione, auguriamoci per il bene del Friuli che tale regione naturale non disperda la propria identità e quindi resti sempre italiana, ma solo di cittadinanza e non certo per carattere, né tantomeno per lingua o per mentalità, perché altrimenti finirebbe per risentirne, ecco. L'augurio è che non si cada mai nella tentazione di seguire le sirene che come al solito da Venezia o da Trieste puntano a un Friuli eterodiretto sostanzialmente ridotto a luogo di colonia da sfruttare anche economicamente e finanziariamente, secondo interessi che sono alieni rispetto alla nostra realtà territoriale friulana, che deve crescere in consapevolezza e deve crescere insomma anche nella sua organizzazione, perché no, anche politica e insomma deve rendersi conto che è a rischio la sua stessa sopravvivenza. Bene, l'ho fatta anche troppo lunga, vi ringrazio per l'attenzione e ricordiamo questa grande figura del Beato Bertrando affinché ci protegga dal cielo e continui a ispirare dall'alto la nostra azione sia ecclesiastica ma anche e soprattutto politica per il bene del Friuli e del popolo friulano che questo grande personaggio della storia europea e non solamente friulana ha difeso fino alla morte senza guardare in faccia a nessuno, senza alcun timore reverenziale per nessuno, fino all'effusione del sangue. Non fu un martirio vero e proprio dal punto di vista teologico perché non venne ucciso in odio alla fede, i motivi della congiura furono politici, ma ugualmente, come dire, l'esempio, se non altro civico, ecco, insomma, di questa grande personalità non può non spingerci a approfondire la realtà friulana, geografica, storica, linguistica, culturale, per anzitutto difenderla dai suoi numerosi, agguerriti, potenti e anche crudeli nemici divulgarla sempre più e farla crescere fino a istituzionalizzarla, perché l'attuale assetto geopolitico regionale nella attuale regione autonoma Friuli trattino
Venezia Giulia è importante, ma sicuramente perfettibile secondo gli interessi del Friuli e del popolo friulano. Un grand man di aduc, Foarce Friul e Foarce Aquilis. Deinus un man e riguardinsi sempre dagli esempi dal Beat Bertrand. Us doi dome un ultim consei bibliografic per disin studiare le grandi personalità che hanno fatto la storia del Friuli. Ma non a tutti.